8:32 minuti, il presidente Mameli in grande forma, devo dire, stamattina proprio spolverato anche nel look. Andiamo alla carta d'identità che presenta la prima ospite di questo giovedì ed è una amica, una grande artista. Amicona. Nome? Maria Giovanna. Cognome? Cherchi. Data di nascita? 4/7/1978. Professione? Cantante e cantautrice. Segni particolari? Mediterranea. Buongiorno, Bella e Maria colorata. Giovanna. Buongiorno cara vecchia amica. Suoni la Che bello campana. vederti. Sì, brava. Diciamo che bello vedervi, un plurale maiestatis, parlava a me perché guardando lei non è che si faccia questo effetto, me l'ha detto Guarda, prima io fuori ho onda. intrecciato il rapporto Di rosso vestito oggi, molto affascinante. Sì, molto. beh, è il colore proprio del sempre fuoco. più bella. Del fuoco che siccome c'ha l'ulcera, per questo il fuoco. Ci scambiamo complimenti a vicenda Sì, da esatto. sempre, quindi sono... Si Noi scherza, che si siamo gioca. cristiani lo devi perdonare. Tra l'altro Maria Giovanna è anche un insegnante perché Sì, nella di vita religione, oltre che mi alla pare. musica, sì, appunto, si occupa di sì. questo. Proprio ieri mi sembra che alcune scuole in Sardegna siano entrate proprio in funzione. Diciamo, Qualcuno abbia iniziato un po' gli prima. insegnanti hanno iniziato prima, qualche scuola ha anticipato l'ingresso, però diciamo la maggior parte cominceranno Per il la gioia 15 degli studenti pronti. di quelle scuole, appunto. Però dai, tieni presente che poi finiranno prima. Il 10 certo. giugno, il 10 giugno dovrebbero Sì, finire sì. quest'anno prossimo, questa stagione. Chi inizia prima però finisce magari 2 giorni Questo è prima, vero. sai, non è Sì, male. beh, è chiaro. Beh, allora, non Aspetta, parliamo. io faccio una domanda. Sì. Ma gli alunni ascoltano con ho molta detto, beh, attenzione, allora non con avidità. parliamo Aspetta, di sulla religione. scuola, No, vabbè. adesso mi sono adesso incuriosito. La religione è ancora seguita con grande passione. Certo, tocca a noi insegnanti riuscire a proporla in maniera coinvolgente. Certamente è una scelta libera, ne parlavamo poco fa, delle famiglie e degli adulti, però diciamo così che a scuola si fanno tanti lavori durante l'ora di religione e devo dire la verità che gli studenti amano molto questo momento. Ci sono bravi insegnanti di religione in Sardegna. Ma Grazie. io credo che sia assolutamente fondamentale che si insegni la religione, soprattutto laddove nella frase più e nell'accezione più comune, quando si utilizza non c'è più religione, mi sa che siamo proprio, È proprio allo sbando. Sì, sì, è vero, è vero. Sotto questo profilo. Invece non allo sbando per quanto riguarda la tua passione, che poi è anche il mestiere parallelo, quello della cantante. Ecco, io ti ho incontrato da poco con Mango, con un album di Mango che era fatto di cover. Tra le tante cover c'era anche la canzone Principe, l'inno della Sardegna, cioè Non Poto Non Poto Riposare. Riposare, sì. Rivista nella chiave vostra. Nella chiave nostra, sì, un'interpretazione condivisa, diciamo, alla quale abbiamo lavorato per 3 anni, quindi non è stato un lavoro fatto così a caso, entrambi avevamo il desiderio di farla, insomma, rifiorire in qualche modo. Mango ama molto questa canzone, quindi ci siamo messi a lavorare, lui ha fatto l'arrangiamento e io ho cercato in qualche modo di accompagnarlo in questo viaggio per scoprire questa nostra canzone e per farla scoprire a chi ancora non la conosce. Tu sei la rappresentante per eccellenza della musica tradizionale. Oggi sì. In giro anche per il mondo, non solo per la Sardegna. Però questa passione da dove nasce? Beh, è nata un po' con me e comunque ho avuto un grande maestro perché mio padre cantava, suonava, si è sempre occupato di musica. La prima volta che ho cantato in televisione avevo 6 anni, da lì Quando? 6 anni? sì, non mi sono mai fermata. C'era una vecchia televisione a Macomer, proprio accanto a casa mia, e cantai in quell'occasione una canzone in sardo e quindi da lì non mi sono mai fermata. Questa passione per la musica sarda è veramente nata con me. Tu sei di Bolotana? Bolotana, sì, bolotanesa. Bolotanesa che è, cos'è, Barbagia? No, cos'è? Marghine e Planargia il territorio, esattamente il È margine. un piccolo paese, possiamo dirlo? Sì, è piccolo, È un piccolo paese. ma molto accogliente. Sì, La sì, mia lo conosco, ignoranza lo geografica, il Marghine, che zona prende? Diciamo che al confine, è una terra di Tra il confine Nuorese? tra il Nuorese e il Sassarese. Ok. Siamo molto vicini al confine della provincia di Sassari e poi diciamo molto vicini alla Barbagia. Tu però da quanto stai a Cagliari? Vivi a Cagliari No, o io vivi a abito a Bolotana? Bolotana. E ti Abito fai a Bolotana
E beh sì, stamattina caro Matteo, Ti sei fatta sta strada? presto Sai, io pensavo tu alle fossi 6. nelle zone. Quindi sei arrivato da no. Bolotona stamattina? Stamattina da Bolotona, fresca Sei alzata alle 5 come una noi. rosa. Anche tu ti sei alzata alle 5 come noi, ci alziamo alle 5 e mezza. Ma io sono abituata, Quindi non c'è insegni in problema. una scuola della zona... Della mia zona, esattamente a Bolotona, a casa mia, ok, e poi a ok. Bosa, dove ci sono dei bambini meravigliosi. È quelli- vero, una volta gli insegnanti non avevano questa cosa del dover andare in giro per varie scuole, c'era un insegnante solo, una maestra sola del paese, Oggi quella non ti è beccavi. così, anche se io amo comunque ogni anno cambiare scuola, confrontarmi Perché? con diverse Certo. realtà, con tanti paesi, e mi trovo bene in questo ruolo di vagabonda. Pensavo in tutto questo tuo gran girovagare, anche per questioni musicali, avessi fatto nido anche qui a Cagliari o avessi... Invece no, ammazza ragazzi. io No, quindi- sono cittadina del mondo, diciamo, mi trovo bene dappertutto. La mia fortuna è che dormo in tutti i luoghi possibili. Non hai immaginabili, il senza problema Perché del essendo letto. cittadina no, del no. mondo ti adatti a tutto. Mi adatto a Le tutte cittadine le del situazioni. mondo. Però Ma guarda un po' questa ragazza. io condivido questa cosa, nel senso che dormo dove mi metti anche in piedi, Anche perché io, la anche stanchezza io. è talmente tanta e Tu sei molto come i spesso... cavalli, dormono in piedi, va. Meno male che ha detto quello, non ha detto No, gli no, struzzi. no, no, ti perché prego, sarebbe stato- cerca di ammansire il linguaggio. Ma non ho detto nulla, ho detto gli struzzi. Vabbè, comunque. vabbè. E il tuo girovagare ti ha portato anche in tanti circoli sardi, laddove il sardo forse è più presente, cioè nel senso ci sono più sardi fuori dalla Sardegna che in Sardegna. Ce ne sono tantissimi fuori, te ne rendi Dove conto sei davvero? stata? Quali sono stati? Non dico i circoli sardi più belli, più emozionanti, dove hai fatto serate più emozionanti, perché sarebbe poi dopo Certo, difficile identificarne difficile. una. Ma hai girato un po' in lungo e largo? Tantissimi, forse uno dei più emozionanti, ma più che altro per la distanza, è stata l'Australia, dove sono stata qualche anno fa, ma qualche mese fa invece sono stata in Bulgaria, parliamo dell'ultimo, diciamo, dove davvero ho respirato tanta Sardegna, nonostante... In Bulgaria? In Bulgaria, esattamente Un a paese Sofia. sottosviluppato? No. È che è scomunista, grigio. Adesso Diciamo che Sofia è una città bellissima, tra l'altro candidata come Cagliari Sì, a diventare sappiamo. capitale della Sappiamo. cultura, ed è molto viva. In ogni angolo della Bulgaria, in ogni casa senti qualcuno che suona il pianoforte, il violino, sono molto amanti della musica classica soprattutto. E i circoli sardi anche lì sono arrivati a colonizzare un pezzettino di Bulgaria? Assolutamente sì, c'è un circolo sardo molto attivo in Bulgaria. alcuni imprenditori sardi sono presenti, ne conosco Esatto, anch'io. anche a Esatto, Sofia, esatto, lì ne ce conosco sono anch'io, sì, questo alcuni, è vero. ma tanti in Germania, in Francia, in Belgio, insomma, Io sono in stato Olanda. in Germania a Oberhausen e a Anche io ci Stoccarda. sono stata. Negli anni che furono, cioè è passato tanto tempo, forse Sì. più di 10 anni, e mi ricordo che quando sono arrivato da quelle parti a registrare una puntata di un programma che facevo tanti anni fa, i sardi lì mi dissero: noi stiamo bene qui, ma ai tempi quando siamo arrivati abbiamo fatto una grande fatica a sentirci parte di queste comunità che in Certamente. qualche modo ghettizzavano, cioè facevano rimanere solo ed esclusivamente nei loro circoli. Non è mai facile lasciare insomma i propri confini quando poi, ripeto, non conosci la lingua, è ancora più difficile, però devo dire la verità che i sardi in questo sono stati bravissimi, perché oggi io li vedo, sono ambientati, lavorano bene, anzi vengono coinvolti nelle attività più importanti, per esempio lavorano fianco a fianco con i comuni, con le associazioni, questo è molto importante. Ah, no, certo. Perché comunque si fanno valere. È un popolo, quello sardo, che si dice sempre si faccia fatica a penetrare da un punto di vista del tessuto e quindi del riuscire a legarci inizialmente se non hai qualcuno che ti Sì, è vero. che ti ci fa legare, però è altrettanto vero che è anche un popolo che quando è in giro per il mondo sa come arrivare al cuore della gente. Infatti oggi che si incontra. stanno nuovamente mettendo in atto quei meccanismi di 50 anni fa. Ora i ragazzi bussano nuovamente alle porte dei circoli per avere magari 10 giorni di ospitalità prima di trovare il lavoro. Mi raccontavano proprio quindi questo. i questi circoli hanno giorni. anche questa funzione sociale. Avevano questa funzione sociale e adesso nuovamente stanno riprendendo a fare questo lavoro di accoglienza con i ragazzi. Mi è capitato proprio Sì. qualche giorno fa di parlare con il mio amico Mario Agus, che è il presidente dei circoli sardi olandesi, e mi raccontava appunto che tanti giovani, tanti ragazzi bussano alle loro porte per poi essere
credo che si faccia poco per i circoli sardi e per i sardi che stanno fuori, purtroppo anche dal punto di vista economico. I fondi regionali sono... Le televisioni che prima andavano sul satellite ora non vanno più, e so che per i circoli sardi e per i sardi fuori è un peso. Proprio l'altro è un giorno peso. uno mi urlava dalla piazza: non ti vediamo più. E hanno ragione, io... Purtroppo La tecnologia impone che internet sia fruibile un po' dappertutto e per tutti, però, speriamo che ma molti non ce l'hanno. non è facile, non è facile. Io credo che, scusi, sempre No, intorno prima a di questo andare problema, avanti. la regione, mi rendo conto, i soldi sono pochi, però dovrebbe fare uno sforzo Facciamo in modo che per tenere una questo televisione, rapporto umbilicale una con televisione. tanti sardi fuori. Vi Guarda, do questa informazione. prego, Una prego. televisione che deve rimanere sul satellite per garantire un prodotto che poi non porta commercialmente chissà quanto, se non il piacere di far sì che la propria terra possa essere vista dagli immigrati, costa più di €1 milione l'anno, e nei bilanci È continuità territoriale, Matteo, cerca di entrare nell'otto di questa valenza politica. i bilanci però. pesano, Sì, soprattutto lo so, in questo periodo. però non Certo. possiamo non avere questo rapporto. C'è una con clip nostri- e poi Sì. andiamo in pubblicità, la facciamo vedere e poi dritti in pubblicità per non andare troppo in ritardo, che racchiude un po' di prestazioni ovviamente canore di Maria Giovanna Cherchi. Vediamocela e torniamo subito dopo clip e pubblicità. Le lacrime son pioggia, le nuvole i pensieri, lo spirito e il vento, il respiro e l'aria, angeli i suoi sogni, fiumi son le vene, le sue carezze sono l'oceano, angelo so sogno, sorrio su Sarvenas e sos cariño su un oceano mediterranea, figlia dell'acqua che bagna e accarezza i capelli a settembre, figlia dell'acqua che mi trascina, mi bacia e mi porta sulle onde del mare mediterranea, su numene nubes, Maria. Naramino ancora ogoro, Naramino due come, Naramino amore. Ballamos, ballamos y cantamos, seguimos en brazos de juventud. Ballamos, ballamos y cantamos, y su tapes adelante con noi. Ballamos, ballamos y cantamos, con este estelas, cantos del río, nos acompaña sutil e su mare, y nos saludan sus rayos de luna. Fabio Porcu al telefono per quanto riguarda l'associazione Capoterra Futura. C'è una bella manifestazione che adesso ci facciamo raccontare proprio da Fabio. Buongiorno. Buongiorno Fabio, Buongiorno, ben trovato. buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, Buongiorno. domani se non sbaglio, giusto? Sì, esatto Matteo, domani. 12 settembre, cosa succede e soprattutto come si intitola la manifestazione? Allora, la manifestazione si intitola Worldly Rock Day ed è una manifestazione, questa è la seconda edizione, in onore del nostro carissimo amico Orlando Mulliri, musicista scomparso circa 2 anni fa. La manifestazione si concentra nella maggior parte in una rassegna musicale dove gli amici di Orlando, quindi anche loro musicisti, si esibiscono con i propri generi musicali e con i propri gruppi musicali. Avremo circa 7 gruppi musicali che inizieranno a suonare dalle 19 in poi. Dove, fino a per essere tarda notte. precisi, per dare a un indirizzo? Capeterra in Piazza Leori, quindi la Ok, piazza nella principale piazza dove si principale, svolgono le certo. manifestazioni, esatto. Certo.
che conoscerà anche Maria Giovanna Cherchi, probabilmente ci avrà fatto qualche serata anche lei. Da poco a Infatti. pochissimo tempo fa. Bene Fabio, quindi da domani questi 7 gruppi si esibiranno per rendere merito a questo amico, no? Che non c'è più. Sì, esattamente, dalle 19 in poi inizierà tutta questa rassegna di concerti in onore di Orlando, dove poi all'interno anche della manifestazione stessa abbiamo aperto anche uno spazio anche un po' più piccoli, quindi ci sarà anche un po' di animazione per i bambini. Quindi abbiamo la locandina in sovraimpressione, festa dei giovani, tra l'altro. Sì, esatto Matteo, questa si svolgerà precisamente domenica 21. Inizieremo dalle 9 del mattino, dove avremo il raduno delle storiche 500 che verranno e faranno il giro per il paese, e poi durante sempre l'attesa della conclusione del giro delle 500 avremo un'animazione per i bambini con i pupazzi della Walt Disney e altre diciamo così, altri tipi di Insomma, si animazione. parte domani sera, ma mi pare di capire che il weekend sia molto interessante e pieno di appuntamenti. Grazie Fabio per avercelo raccontato. Grazie Matteo, ringrazio tutti quanti e buon lavoro. A voi e in bocca al lupo, anzi io direi viva il lupo ogni tanto. Vada bene la trasmissione. Ciao Fabio, Grazie, ciao. grazie. Non è una trasmissione, ma sono serate. Trasmissioni si fanno in televisione. sono Lei serate. quando esce dalla grotta si connetta col mondo reale, perché sennò io non so davvero come fare. Tu capisci, per andare in paradiso, a proposito di religione, cosa ho dovuto io accettare? Ognuno ha la sua croce. Sono io che dico per andare in paradiso, mi hanno dato indotto il Matteo. Sì. Ve la scambiate Sì, questa, infatti. Poi lui Riusciamo- non crede nella resurrezione del corpo, e questo Io non credo, peso. nella scusa, resurrezione del corpo. nella guarda. resurrezione sì, del perché corpo. San Paolo le dice che anche il Non ho- corpo non ho mai glorioso detto una roba del viene genere, risorto. però Vabbè, va bene. Ne abbiamo parlato anche Ma io non ho mai detto nulla di quello che ha lo detto so. lei. Ma perché deve dire e Sono millantare? contenta, alle 8 di mattina qua si parla di teologia, è Guarda, importante visto? questo. Potremmo star qua. Lui risorgerà in ultima notte. Lui, è, l'ultimo lui giorno. è uno di quelli che da giovane è mancato poco facesse il prete. Non dirle Quello che Wow, mi ha raccontato lui. bello. No, Mamma mia, io Sacro Cazzo. invece Parliamo dico, di musica. invece dico Dio ci ha visto lungo e fortunatamente ha evitato ai suoi compagni di vita, in quel senso, i preti che poi si sono fatti preti, di avere a che fare con L'ultimo lui. arcivescovo di Cagliari mi ha chiesto che devo ancora riflettere, che c'è ancora tempo È per bravo, salire non è mai Te troppo credo, tardi, te credo. quelle che vocazioni devo ancora adulte. salire sul pulpito per convertire gli altri Allora, come te. mi dicono che abbiamo una telefonata, però non so se è attinente ai temi che abbiamo discusso fino a questo momento. Se ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. Allora io vado a vedere un po' chi abbiamo al telefono. Pronto? Pronto, buongiorno Matteo, buongiorno a tutti quanti voi e buon lavoro e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, Sono Gianni grazie. da Capoterra. Volevo fare una segnalazione riguardo all'argomento che avevate con Maria Giovanna, Sì. riguardo alla Bulgaria. In Sì. Bulgaria c'è un sardo che vive lì da circa 30 anni, quindi è residente, si occupa dell'asportazione dei graffiti e della ristrutturazione di tutti i monumenti della Bulgaria. Ah, Vedi? insomma, Ecco. sono Parlavamo tante. di sardi che fanno Esatto, cose esatto, belle, esatto. mi fa Imprenditori piacere sardi, sì. sentirlo. Io Come ti chiami, se possiamo? sono felice di Mi sapere. chiamo Gianni. Gianni, e cosa Da fai nella vita? Capoterra. Questa, ecco, tra l'altro da Capoterra, abbiamo appena parlato di Abbiamo parlato di Capoterra. Capoterra. Sì, sì. No, Tutto però torna. volevo sapere, sai questa cosa perché c'è qualcosa che ti lega alla È Bulgaria mio oppure? cugino. Ah, ecco. vedi. Vedi. È mio Ecco, c'era cugino. un Legami di legame famiglia, sentimentale. Un'informazione Ma molto bello, ma utile, bello. sempre riguardante la Sardegna. Bene. Questo mio cugino e io ci occupiamo della commercializzazione della centrale termica a concentrazione solare tricogenerazionale. Caspita. Beh, Esiste allora, da circa 30 anni questo sistema solare, non inquina, Certo. non come i pannelli fotovoltaici e come l'eolico, Ah. non produce CO2. Buono, questa anidride Ecco. carbonica. certo. Chiaro? No, beh, Cosa importante, che non vogliono certo. sentire assolutamente le istituzioni. Ti Ma tu prego sai di, che io sono d'accordo con te, io di sono salutarlo da parte mia. Certo. Allora, spero di tornare presto in Bulgaria, di poterlo incontrare personalmente. Io dovrei Grazie. partire il Grazie 14. Gianni, buon lavoro. Buon Grazie viaggio. per Buon questo lavoro a tutti contributo. quanti voi, e grazie per Grazie, l'informazione. buona giornata. Un abbraccio, grazie mille di cuore veramente. Allora adesso non abbiamo tantissimo tempo, ma io volevo capire un po', Piero Marras, per te
chi è e cosa è da un punto di vista professionale? Beh, è da sempre un maestro, lo ascoltavo da quando ero bambina, il primo disco che mio padre mi ha regalato è stato un disco di Piero Marras, l'ho ascoltato da sempre, poi quando ho avuto la possibilità di lavorare con lui, perché lui ha curato uno dei miei dischi, ho potuto apprezzare, oltre che l'artista, anche insomma la persona, questo uomo che ha a cuore davvero le sorti della Sardegna in tutto e per tutto, e quando ho avuto la possibilità di aiutare, di accompagnare una cantante giovane come me, si è dato da fare e mi ha regalato un bellissimo disco. Ogni volta che ci incontriamo è sempre una gioia e spero di avere ancora nel futuro la possibilità di lavorare con lui. Io me lo auguro per te, ma mi auguro anche di avere Piero qui, un po' che lo ci chiamiamo, insegniamo, lo invitiamo, è un Piero, po' che ci insomma, insegniamo, no, verrà aveva di dei sicuro. impegni suoi privati, però mi ha detto verrò molto volentieri. Io Certo lo conosco che anche verrà, per sono problemi certa. sociali, è stato sempre al fianco Sì, anche del mondo sì, del lavoro, assolutamente. e ne provo una grande ammirazione. Senti, prima di salutarci, il mondo del folk è molto rigoroso, cioè nel senso bisogna, oltre che essere degli ottimi artisti, perché ti fanno la radiografia, ti ascoltano molto attentamente, e credo che il mondo del folk in Sardegna sia tra l'altro nel resto d'Italia uno dei più importanti, cioè più seguiti, c'è molta attenzione, no? Assolutamente. Io non so se poi in Basta Sicilia, pensare, in Calabria o dalle altre dovremmo parti. informarci sulle altre realtà. Posso dire che solo ricordare che in Sardegna, durante ad esempio la sfilata la Sagra del Redentore o la sfilata della cavalcata, ci sono più di 2500 costumi diversi, quindi questo è sinonimo di ricchezza. Per quanto riguarda un artista come me, che da sempre ha cantato in sardo e che ama le nostre tradizioni, devi sempre cercare di non scontentare i puristi, ma nello stesso tempo di essere all'altezza degli anni che passano. Io penso che la nostra musica debba rimanere viva nel tempo. Esatto, deve essere insomma al passo con i tempi necessariamente, perché i ragazzi amano la musica sarda, no? Nonostante la tradizione. Quindi ci chiedono di stare insomma su e poi le donne del folk binario. ti guarderanno da testa a piedi quando tu ti presenterai con gli altri, perché la cantante folk deve avere... Io non ho mai indossato l'abito tradizionale per cantare, solo in occasioni io molto parlo importanti. anche degli abiti tuoi, insomma. Certo, però chiaramente l'eleganza è d'obbligo, quindi e poi quando ho la possibilità ad esempio di avere una ragazza bella, giovane, vestita in costume sardo, sono bellissime quando indossano l'abito, e quindi devi essere all'altezza. No, la cosa che mi ha fatto sorridere poco fa, prima di tornare in diretta, era nel passaggio della pubblicità. Io mi trasformo quando mi vesto da Maria Giovanna Cherchi, è bellissimo. sì, infatti. Poi quando sono durante la vita di tutti i giorni, i tuoi alunni che ti riconoscono quanto tale, oppure ti riconoscono perché sei l'insegnante, a scuola la tutta maestra? la ginnastica, e poi no, scherzo, però i bambini piccolini a volte dicono oggi la maestra deve raccontare una storia, e però canta una canzone. È giusto così, è giusto così. Allora, no, è bello. C'è, oltre all'impegno con Mango che è stato già presentato, qualcosa in divenire? Sì, assolutamente sì. Adesso terminiamo questa stagione che è stata ricchissima di appuntamenti, ce ne saranno proprio in questi giorni alcuni. Adesso il 12 sarò alla Ciaccia, il 13 domani, il 13 a Orosei, poi il 15 a Villanova Truschedu. Questi sono i prossimi impegni. Ce ne sono tantissimi ancora durante il mese di settembre, e poi chiuderemo in bellezza questa stagione per lavorare ad un disco nuovo che adesso abbiamo in programma. Saranno contenti i tuoi fan e anche noi ovviamente, e sarà contento il mondo del folk e gli immigrati che ci seguono. Grazie dell'ospitalità, è stato un piacere incontrarvi. È contraccambiato di mattina siete veramente una coppia sortita. È la sera che poi facciamo schifo, capisci? Cioè, il problema è che la mattina ancora. Ma col divenire della giornata. Però no, te lo dico io che più va avanti è come quelli che vengono tolti, cioè i prodotti che vengono scongelati, no? Quando sono surgelati li vedi lì in una certa posizione. C'è una simbiosi che continuerà nel tempo e nello spazio. Prima è questo che vi rende giovani. Sì, sono le paste. Anche le paste, certo. Tu hai già il diabete dall'inizio. Io posso adesso mentre vado via, no? Posso macellare, dare sfogo all'attuale. Lavorare. Devi. Grazie Maria. Grazie a voi. Cercatela nelle piazze in questo fine estate.
Grazie, la troverete Vi sicuramente aspetto. e Grazie. noi ci rincontreremo magari nel prossimo futuro. Promettetemi che verrete a vedere un concerto. Sì. Molto volentieri. Promesso? Sì. Però vieni a farlo qui da queste parti, così facciamo meno, Sì, facciamo meno appena strada. il più vicino vi informerò. Grazie, cara amica. vi lasciamo con i due dell'abitacolo, è un altro momento dove ci scontriamo e come Me dire, lo godo da qua. ci ritroviamo, eccolo qua.